Consegnati al sindaco di Santo Stefano Quisquina Cacciatore dalla dirigente scolastica Giusy Gugliotta dell'Istituto Alberghiero Pirandello di Bivona, i locali che un tempo furono adibiti a Istituto Madre Teresa di Calcutta, accoppiato poi allo stesso Istituto Alberghiero a Bivona. Il locale in data 23 gennaio scorso fu concesso dal Libero Consorzio di Agrigento, guidato dal commissario Raffaele Sanzo. Al comune di Santo Stefano Quisquina è stato infatti redatto un contratto di comodato a titolo gratuito a poter utilizzare il plesso denominato ex preventorio GB Peruzzo. Originariamente tale sede fu concepita come plesso universitario della Facoltà di Scienze Forestali. Ora servirà, grazie agli ampi spazi della stessa, come un centro convegno, fiere ed eventi temporanei, al servizio ovviamente dell'intera area dei Sicani. Consegniamo le chiavi e quindi l'immobile a seguito comunque di un'intesa ovviamente con il commissario del Libero Consorzio di Agrigento, perché l'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Pirandello 2 anni fa ha avuto accorpato un indirizzo di studi che aveva sede presso questo immobile. Per ragioni di opportunità, insomma, è stato tutto concentrato nei locali del Contrada Santa Filomena qui in Bivona, per cui i locali sono rimasti liberi e il Libero Consorzio, adesso do la parola al sindaco che le dirà con più precisione il motivo per il quale adesso stiamo facendo questa consegna ufficiale delle chiavi dell'immobile. È un immobile straordinario che non poteva rimanere, abbandonato, e per questo ringrazio la straordinaria disponibilità della Presidente Gugliotta e del commissario del Libero Consorzio Raffaele Sanzo. I locali passano al comune di Santo Stefano Quisquina, già una parte è stata già attivata alla cittadella delle associazioni. Ora abbiamo, con la consegna odierna, tutta la struttura nella nostra disponibilità. Creeremo un centro polifunzionale perché sono strutture immense, lì doveva nascere la facoltà di scienze forestali dall'Università del corso di laurea di scienze forestali del Dipartimento di Agraria. Oggi il comune di Santo Stefano Quisquina si impegna a rivalutare quella struttura e a creare un centro polifunzionale che sarà messo a disposizione per convegni, per centri di formazione e per tutta una serie di iniziative che riguardano il terzo settore e la protezione civile.